Beh, ormai da molti anni CIA Treviso pensa di radunare appunto i presidenti delle varie associazioni e comunque anche la componente politica per fare un punto sullo stato dell'arte del mondo prosecco. Quindi appunto da anni noi cerchiamo di dare risposte agli agricoltori in fase di prevendemmia. Beh, quest'anno più di tanti altri anni abbiamo avuto diverse difficoltà dal punto di vista climatico, dalla grandine alla siccità e anche allo sviluppo poi di patologie per le piante non indifferenti come la flavescenza dorata che sta mettendo appunto in ginocchio certe aree del nostro territorio. Questa sera sicuramente gli assessori ma anche i presidenti dei consorzi daranno il loro punto di vista su come sta andando la situazione appunto. Per le aree che potevano irrigare tutto sommato non ci sono grossi problemi, sono quelli appunto lavorativi che comportano sforzi indicibili per gli agricoltori. Per le aree colpite da certe patologie sicuramente i problemi sono molto più grandi, però insomma sono allo studio diverse soluzioni. Oggi siamo qui in un appuntamento ormai possiamo dire di routine, quasi storico, qui a Treviso, un appuntamento pre-vendemmia in un'annata molto difficile, un settore trainato, un settore che è all'avanguardia, parliamo di prosecco, quindi parliamo di un settore che a livello economico muove parecchi interessi, però un settore che oggi purtroppo vive le difficoltà che vive il sistema agricolo. Parliamo di costi esagerati, parliamo di siccità, parliamo appunto di mancanza di risorse idriche, parliamo anche di un sistema che arriva fuori da una pandemia che si è innestato in una guerra, quella ucraina, e a sua volta ad oggi viviamo anche un problema di governo, di caduta di governo e quindi elezioni a settembre. Questo per dire cosa? Per dire che CIA oggi si muove nella contingenza rispetto a quelli che sono ad esempio oggi sul decreto che è uscito in questo momento qua. Noi abbiamo chiesto un intervento sulla credito d'imposta per il gasolio, abbiamo chiesto un intervento sull'energetico, abbiamo chiesto degli interventi che vadano proprio a calmierare quelle che sono le necessità dei nostri agricoltori nello specifico. Poi c'è tutta una serie di programmazioni, di documento programmatico che verrà consegnato ai partiti politici, nelle quali poi andiamo ad affrontare varie tematiche, la tematica europea, la tematica della siccità, come affronteremo il problema dell'acqua, come affronteremo il problema del valore all'interno della filiera, ma soprattutto come riusciamo ad affrontare la sostenibilità economica che i nostri agricoltori oggi, pur essendo in un settore, questo del prosecco, che gode di una buona redditività, ma che purtroppo non è esente da quelle che sono le problematiche che oggi ci sono all'interno dei sistemi produttivi. Questo è stato un anno particolare, molto difficile. È partito col tema della siccità che ha messo in difficoltà un po' tutte le coltivazioni, non soltanto quelle relative alla vite, e noi siamo subito intervenuti sia a livello nazionale chiedendo la decretazione per quanto riguarda lo stato di emergenza. Questo in particolare ci servirà per poter ristorare anche gli agricoltori che hanno subito danni. Ovviamente il quantitativo di questi danni dovremo andarlo a quantificare dopo settembre, finita anche la vendemmia, e quindi sommare sia i danni dei primi raccolti, penso al frumento, al mais, a quant'altro, e ovviamente anche sul settore vitivinicolo in particolare. Nei PSR stiamo puntando molto su tutti quelli che sono gli investimenti, non solo per i macchinari ma anche per coloro i quali faranno investimenti per risparmiare l'acqua, la risorsa acqua è fondamentale. Irrigare a scorrimento oggi come oggi non è più pensabile o possibile, e quindi gran parte del PSR attuale e anche prossimo 2023-2027 sarà proprio dedicato a chi vuole fare finanziamenti, investimenti di questo tipo. Anche in vasi privati daremo finanziamento dal 40 al 60% a fondo perduto, per esempio alle aziende che vogliono costruirsi degli invasi privati. L'annata è stata abbastanza difficile in questo ultimo mese, dunque abbiamo registrato ma controllato i nostri vigneti affinché la produzione venga comunque assicurata. In quest'anno noi abbiamo potuto anche valutare che con una crescita positiva del mercato prospettiamo che ci sia necessaria anche una riserva vendemmiale che abbiamo chiesto, e su questo credo che il Consorzio abbia potuto sicuramente prevedere situazioni che potrebbero essere difficili e di tensione, ma nello stesso tempo il controllo sui vigneti, sulla siccità e anche sulla flavescenza è stato positivo.
La situazione chiaramente non si presenta facile quest'anno, però è altrettanto evidente che per vedere cosa succederà dovremo attendere la vendemmia. Sarà determinante questa ultima parte dell'annata, e quindi questo agosto, in cui confidiamo si possa in qualche modo sperare in qualche goccia di pioggia. Il nostro territorio, che coinvolge 9 province tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, fortunatamente gode della possibilità in larghe parti del territorio di una irrigazione di soccorso che in qualche modo contiamo salvi l'annata. La sanità delle uve è perfetta, gli interventi in campo sono stati assolutamente limitati rispetto ad altre annate, per cui siamo confidenti. Allora, aspettative per la vendemmia 2022. Noi abbiamo richiesto recentemente, anzi venerdì, alla Regione la riserva vendemmiale sul supero di campagna, per cui la fiducia sull'annata c'è nonostante tutte le avversità. Fortunatamente il disciplinare per l'asolo prosecco consente l'irrigazione di soccorso, cosa che chiaramente in questi tempi sta venendo utilizzata finché madre natura ce lo permette. Io credo che tutto sommato l'annata prometta ancora bene. Siamo fiduciosi, la domanda di asolo prosecco è in costante aumento, attualmente siamo a un più 26% sull'anno precedente, per cui la situazione è buona, la campagna nonostante tutte le criticità dell'annata ci fa comunque stare tranquilli, aspettiamo la vendemmia e secondo me sarà una grande annata. Importante convegno, parliamo di una delle maggiori risorse, la maggiore risorsa del territorio, che è la coltivazione della vite. Ha creato la fortuna di questo territorio, ha grossi problemi in questo momento. Il primo è la siccità, dove ci sono per fortuna a livello nazionale dei grandissimi interventi del PNRR, quasi 5 miliardi di euro che speriamo presto vengano scaricati sul territorio, perché senza acqua, senza irrigazione non si fa nulla, però finalmente stanno arrivando questi soldi. I cambiamenti climatici portano però a nuove patologie della vite, il discorso della flavescenza dorata, dove come Commissione Agricoltura assieme al CREA, anche qua il Cerletti di Conegliano, abbiamo avviato dei importanti step di ricerca per cercare di affrontare e arginare questo problema, una vecchia malattia che si sta riproponendo in maniera veramente forte, che assieme alla Regione, assieme al CREA e al Ministero dell'Agricoltura stiamo cercando di affrontare.